Poderosa e imponente, solitaria e sfuggente, queste furono improvvisamente le emozioni che si profusero in noi alla vista della torre Xibini, in quell'umido giorno d'ottobre fra le serre pachinesi. Fu una scoperta insolita, iniziata con una rigorosa ricerca a tavolino alcuni giorni prima. Per parlare della torre Xibini bisogna risalire al 1493, una data che ben ricorda lo storico evento, per il mondo occidentale, della scoperta del continente americano avvenuta l'anno prima. A quel tempo l'isola di Sicilia era uno dei possedimenti del Regno di Spagna e i nobili provenienti dalla penisola iberica si insediarono fra queste nuove terre, fondando vasti feudi la cui continuità si protrasse per diversi secoli e di cui spesso se ne possono incontrare le vestigia. Il feudo di Scibini, che per difetti di trascrizione fu spesso trasformato in Xibini a causa della stretta vicinanza tra la S e la C, la cui unione può dare origine ad una X, era uno di questi vasti feudi che secoli dopo fu destinato a diventare un grosso centro urbano, l'attuale paese di Pachino. I possedimenti di una tale proprietà erano estremamente vasti e avrebbero potuto vantare un'ottima rendita, data la fertilità del terreno pianeggiante di queste zone. In questo bel paradiso, agreste, di cui i signorotti spagnoli andavano certamente fieri, vi era però in agguato un pericolo costante: i pirati. Eh sì, all'epoca le scorribande piratesche, per opera di pirati saraceni, devastavano le coste siciliane, facendo ampio scempio di qualunque cosa, anche razziando e massacrando la popolazione con un tale disastro che per decenni fu un vero incubo. Solo nella seconda metà del Cinquecento si decise di porre rimedio con la forza della famosa battaglia navale di Lepanto, dove il mondo cattolico occidentale ebbe la meglio. Ma questa è un'altra storia. Fino ad allora i signorotti spagnoli, per difendere i propri possedimenti, furono costretti a rimboccarsi le maniche per cercare di evitare che i contadini e i loro sudditi fossero messi in pericolo, ma soprattutto per non perdere quel tanto di guadagnato. In un momento in cui ancora non si pensava minimamente all'idea di Carlo V, cioè di mettere a punto un sistema difensivo antipiratesco lungo la costa, molti feudatari avevano già provveduto da sé come Blasco da Lagona, che in quel di Eloro, già alla fine del 300, eresse la torre Stampace come valida sentinella. Tra questi nobili vi era anche Antonio Xurtino, signore del feudo di Scibini, il quale ebbe certamente il beneplacito dei reali di Spagna per ricostruire un vecchio fortino abbandonato all'interno del suo feudo. Attenzione, ricostruire e non costruire, infatti, antecedentemente alla data del 1493, vi era sicuramente una struttura difensiva, lì dove ora sorge la torre Xibini. Poiché il sito è un piccolo promontorio roccioso
che sorge in mezzo alla piana dalla quale si ha una buona visione del territorio circostante fino al mare. In passato, grazie a questa particolare natura strategica, avrà fatto gola ai precedenti dominatori. Persino durante la Seconda Guerra Mondiale vi fu costruito un bunker. Con tutta probabilità vi fu eretto un fortino fin dai tempi della dominazione saracena sull'isola, tanto che a poco meno di 100 metri dalla torre è stato rinvenuto un acquedotto sotterraneo di chiara fattura araba. Arrivati sul posto, la meraviglia è tanta. Dopo aver attraversato ettari ed ettari di fredde serre moderne, in un paesaggio che non ha più nulla né di storia né di natura, ritrovarsi davanti a una torre tardomedievale è come essere improvvisamente catapultati in un altro tempo. L'effetto, dato dall'ampia base a scarpa con pianta quadrata e un alto corpo superiore. È notevole soprattutto se la si osserva dal suo angolo più integro. La torre era suddivisa in due ambienti. La base a scarpa consisteva in un vano estremamente fortificato con un muro spesso oltre 1 metro, il cui accesso avveniva esclusivamente dal piano superiore, attraverso una botola. Sicuramente fu utilizzato sia come armeria, sia come deposito di vettovagliamenti. Il secondo vano era la parte superiore, il corpo centrale, la stanza del capitano della guarnigione, e aveva un soffitto con volta a crociera. Il terrazzo, in origine merlettato da feritoie, era dedicato alla sorveglianza e oltre alle sentinelle era presente il fano, il fuoco di segnalazione che veniva acceso in caso di pericolo, dando l'allarme a tutta la regione. Sorprende molto l'integrità di questa torre, sebbene ormai il piano superiore e le sue pareti siano quasi interamente crollate per i numerosi terremoti. Nonostante ciò, ancora oggi è possibile osservarli in tutta la sua magnificenza, grazie anche ad un ottimo intervento di restauro effettuato alla fine degli anni 90, che ne ha salvaguardato la fragile struttura da ulteriore degrado. Ancora è presente l'antica targa, che oltre alla data di ricostruzione del fortino vi è riportato anche l'invito di Antonino Xurtino per il reclutamento di uomini abili all'uso delle armi, affinché le proprie terre non avessero più subito rovina. Vicino alla torre si intravedono anche resti di antiche costruzioni, che molto probabilmente dovevano fungere da stalle e da caserme per i soldati. Attualmente questo monumento, che rappresenta la più antica costruzione del territorio di Pachino, è praticamente sconosciuto e versa in uno stato di abbandono, almeno da quanto è possibile osservare dalla copiosa erba che cresce tutto attorno e alle numerose siringhe rinvenute all'interno della base. Auspichiamo quindi una migliore valorizzazione e un più completo intervento per circoscrivere l'area e salvaguardarla anche dai possibili atti vandalici.